possibile riequilibrare il sistema nervoso e quindi andare a diminuire, se non curare, sintomi di cervicalgia, mal di schiena, senza farmaci, interventi chirurgici o terapie manuali? Ebbene, sì, nella maggior parte dei casi questo è possibile. Oggi voglio darti tutte le informazioni che ti servono, ho preparato delle diapositive da vedere, così che tu possa visualizzare com'è fatto il sistema nervoso, perché il nervo vago, o anzi i nervi vaghi, perché sono due, possono essere stimolati attraverso semplicemente degli esercizi che puoi fare direttamente a casa tua, non ti serve un terapista, non ti servono dei farmaci, di nuovo, non ti servono degli interventi chirurgici per ritornare a stare bene sulla maggior parte delle problematiche fisiche. Ci sono certi studi che ci dicono che la maggior parte dei dolori corporei sono di natura psicosomatica, ovvero legati a una somatizzazione del sistema nervoso, ovvero che il sistema nervoso è andato in ipersensibilità e da là ha fatto uscire, tra virgolette, uscire una marea di sintomi. Questi sintomi possono essere variegati. Io mi occupo di problematiche nociplastiche o psicosomatiche, è la stessa cosa, ovvero dolori che durano da più di 4 mesi, dove le terapie convenzionali non hanno dato risultati, esempio fisioterapia, farmaci e altre terapie che puoi avere già fatto oggi, dove neurologi e medici non trovano assolutamente nulla che non va nel corpo, ma questi sintomi continuano ad andare avanti. Molto probabilmente soffri di un sistema nervoso ipersensibile. Il nervo vago può essere uno eh, degli indagati, se vogliamo, che è andato in sottostimolazione e lo possiamo ritornare a stimolare attraverso appunto degli esercizi. Molto importante, questo video è principalmente educativo, non ti darò degli esercizi da fare qui, ti farò vedere cosa si tratta, di cosa si tratta il nervo vago, perché è importante e perché potrebbe farti ritornare a stare molto meglio di come stai adesso se soffri di dolori persistenti. Tutta la parte pratica, ho fatto una marea di video su questo canale, ti quindi invito a fare un subscribe, iscriviti per guardare tutti i successivi video che arriveranno in questo canale e non perderti quindi nulla di importante. Andiamo direttamente al video, alla diapositiva che ho preparato per te. Dammi un secondo così posso mostrartele. Ok. Quindi quello che devi sapere sul nervo vago, come trattare cervicalgia e mal di schiena senza terapie manuali, farmacologici e interventi chirurgici. Queste sono le stesse informazioni che ti sto dando gratuitamente, che do a pagamento ai miei pazienti nelle nostre sedute. Quindi rimani fino alla fine perché queste sono veramente informazioni che pochi ti danno nelle visite che fai con medici, osteopati, fisioterapisti, ok? Probabilmente perché non c'è neanche il tempo. Quindi prenditi del tempo adesso per memorizzare, assorbire queste informazioni e spero che metterai in pratica queste informazioni da questa sera stessa perché ti daranno dei benefici. Quindi il sistema nervoso per intero è fatto in questo modo, lo vedi qui a sinistra. Perché è importante questa parte? Perché è importante? È importante perché il sistema nervoso autonomo è colui che crea il dolore sempre, qualsiasi tipo di dolore tu abbia. E ci sono due branche di questo sistema nervoso, anche se tu vedi questa marea di fili elettrici e chimici che
possono dialogare tra loro. Questi filamenti nervosi sono amministrati attraverso principalmente due marce del nostro sistema, quello simpatico nervoso e quello parasimpatico nervoso. Perché devi sapere questo? Sapere dove ti trovi oggi o in questo momento ti fa già capire molto su come puoi riequilibrare il sistema nervoso. Simpatico e parasimpatico. Noi siamo o in situazioni di stress o in situazioni di pace. P e S, te lo puoi ricordare in questo modo. Se stai guardando questo video, probabilmente il tuo sistema è in una zona parasimpatica, ovvero sei rilassato, il tuo respiro è rilassato, le tue pupille sono rilassate, il tuo battito è rilassato. Questa parte del parasimpatico, però, ha appunto due nervi, quello vago, che si chiama ventrale, vago ventrale del ventre, quindi davanti, e vago dorsale, del dorso, dietro. Questi due sono collegati in questo modo al cervello, arrivano dal cervello. Quindi tutti i dolori possono arrivare dal cervello, anzi arrivano dal cervello. Ovviamente ci sono differenti cause di questi dolori. Ti sto parlando della parte, diciamo, cronica, dolori cronici che nonostante tutte le terapie, dopo 4 mesi il dolore continua a persistere. E chi è la centralina del dolore? Il sistema nervoso centrale. E l'autonomo, appunto, è quello che racchiude tutti questi nervi. Qua a sinistra vedi parasimpatico, nervi parasimpatici e nervi simpatici. Ora non voglio farti una lezione di medicina, ma spero che con questa diapositiva tu riesca a capire che tutti i tuoi organi, tutti, sono collegati attraverso i nervi craniali o i nervi che hai nella schiena. Nella parte rossa trovi quelli che amministrano lo stress e nella parte blu trovi quelli che amministrano la parte di pace, la parte di relax, la parte dove sei sdraiato sul divano e non hai nulla da fare, ti stai guardando un film, stai leggendo un libro e noterai diverse sensazioni. Ora, se stai soffrendo di dolori persistenti, questa parte parasimpatica non è usata molto, anzi rimani sempre nel rosso. E quando rimaniamo nel rosso c'è un grande rischio, e il rischio è quello di rimanere in una situazione di esausta di energia, esausta di risorse. Non vogliamo rimanere nel rosso. Ecco perché il nervo vago, appunto, questa parte blu, si può stimolare a comando anche, anche in situazioni croniche. Ok? La costrizione delle pupille, la stimolazione della saliva, la constrizione delle vie eh, polmonari, tutte queste cose sono amministrate da tutti i due sistemi, ma uno va in contrazione e l'altro va in rilassamento. Noi vogliamo lasciare andare tutti questi organi in relax, in modo che il sistema nervoso più rimane nella parte parasimpatica e più ritorna e favorisce la guarigione. Ok? Quindi è normale che se soffri di dolori di stomaco e non riesci a digerire bene, è perché la zona simpatica, il tuo sistema nervoso simpatico, sta mandando in costrizione certi muscoli invece che altri. E quindi la digestione non può essere attivata come si deve quando siamo in situazioni di stress. Perché? Nelle situazioni di stress per il cervello
o per il tuo sistema nervoso, quelle situazioni sono situazioni in cui tu devi scappare. Non c'è tempo di digerire, non c'è tempo di respirare in modo lento, non c'è tempo di avere una panoramica visiva ampia. Infatti vedrai che la dilatazione delle pupille, ok, aumenta quando siamo in situazioni stressanti, ma guardi un obiettivo unico, ovvero la strada dove devi scappare. La parte cerebrale, la parte quindi della memoria, si usa in modo diverso quando siamo in situazioni di stress. Noterai che la tua memoria a breve termine non funziona bene. Noterai che ti dimentichi le cose, ti dimentichi le chiavi lì, perdi il telefono, perdi quello, perdi l'altro, perdi gli appuntamenti, sei in ritardo con gli appuntamenti. È normalissimo. Sei in una situazione simpatica, ok? Anche se in realtà simpatica per noi vuol dire qualcosa di positivo, in realtà simpatica per noi, in questo caso, in medicina significa stress. E non è sempre lo stress una cosa negativa. Se andiamo a far sport, ok? È normale che attiviamo questi nervi qua in rosso che vedi alla destra per mobilizzare il corpo va bene così, però in quel momento non stai scappando da una preda, stai scappando, non stai scappando, stai facendo allenamento e il sistema lo sa perché ovviamente è differente contesto, ok? Ok, andiamo avanti. I nervi vaghi in realtà sono due. Qui vedi una diapositiva dove il nervo vago arriva principalmente raggruppato dalla parte craniale, uno dei nervi craniali, se non sbaglio è il decimo, che poi si ramifica in tutto il corpo, arriva al cuore, arriva ai polmoni, arriva al fegato, arriva allo stomaco, nella parte dello spleen, non ricordo adesso in italiano come si dice, colon, intestino piccolo e grande. Ok, tutta questa parte qua è innervata, ovviamente non solo dal nervo vago o dai nervi vaghi che si ramificano, è innervata anche nella zona, diciamo, di stress, no? Dai quei nervi che amministrano lo stress per farti scappare. E a noi ci interessa in questo momento questa parte del nervo vago. E noterai che il cuore è uno degli organi molto, molto importanti insieme alla parte dei polmoni, che è molto vicina al cervello, non solo quello, ma ha una grande quantità di nervi che comunicano tra cervello e questi due organi. Ovviamente anche l'intestino, infatti si dice spesso che l'intestino è il secondo cervello. Se noi ci prendiamo cura, però, del cuore e dei polmoni in primis, sentendo come sta battendo il cuore, sentendo come stiamo respirando, possiamo amministrare come questi nervi vaghi comunicano col cervello. È vero che puoi farlo anche con la digestione, è vero che potresti iniziare a pensare adesso la mia dieta sarà totalmente diversa da domani e tornerò a stare bene. È molto più complicato di questo quando soffriamo di dolori persistenti. Ok, non è solo la dieta, anzi, secondo me la dieta è semplicemente una base, non dobbiamo neanche pensare di mangiare male, quello lo sappiamo tutti oggi, che bisogna mangiare bene e non sono qui a fare una lezione di nutrizione. Nel mio canale trovate anche una conversazione nel podcast che ho fatto con un nutrizionista riguardo all'infiammazione, al cibo, ok? Tra l'altro trovate il mio podcast su Spotify, basta che scrivete Veneziano Therapy. Quindi andiamo avanti, adesso vi ho fatto capire come è collegato il nervo vago a questi organi. C'è una teoria che si chiama teoria polivagale, dove maggior parte del mio lavoro che, che faccio con i miei pazienti è spiegare appunto questa teoria polivagale così che la persona capisca dove si trova in questo momento, perché sta soffrendo da così tanto tempo di dolori. E vedrai che queste frecce
insomma, stai vedendo che queste frecce gialle sono quelle che amministrano due sistemi in particolare, quello del relax, come ti ho detto prima, ma anche quello del freeze, ovvero quello del congelamento. Ora, la maggior parte di voi magari non parla l'inglese, ma queste parole si capiscono e sono qui per tradurre e per spiegarle in modo molto semplice. Quindi non andate a leggere parola per parola, seguite semplicemente dove vi porto io. Normalmente noi ci troviamo in una situazione verde e rossa, ovvero ci troviamo in una situazione di pace, ok, parasimpatico, e normalmente nella giornata andiamo nel simpatico perché c'è sempre qualcosa che o dobbiamo fare, dobbiamo muoverci, o che ci sta stressando, o dobbiamo risolvere. Ed è normalissimo. Questa onda piccolina è quella che la maggior parte delle persone sane, ok, sane con un sistema nervoso equilibrato, si troverà. E dopo che lo stress va giù, ok, dopo che abbiamo finito quella call con il capo che ci stressa, il nostro corpo ritorna in una situazione di curiosità, di presenza, di sicurezza, ok? E continui a fare le cose che devi fare. Nei sistemi nervosi ipersensibili, e poi vediamo perché sono arrivati a avere questa ipersensibilità, arriviamo nella zona rossa, ovvero frustrazione, irritazione, paura, rabbia, ok? Panico, ansia, preoccupazioni. Questa zona qui è una zona che tutti hanno, ma nei processi, per certe persone, queste irritazioni, questi sentimenti, queste emozioni sono nella totalità del giorno o nella maggior parte del giorno, anche in modalità inconscia, ok? Anche in modalità inconscia. Come lo fai a sapere? Lo fai a sapere perché andiamo a vedere la tua pressione sanguigna, ovviamente sbilanciata rispetto a una pressione sanguigna normale, il tuo battito cardiaco, come il tuo corpo assume l'ossigeno, non solo quindi dai polmoni, ma quindi dal sangue, come, eh, come quindi vai in bagno, nel senso come la tua digestione funziona. Hai problemi di digestione, hai problemi di costipazione, hai problemi di salivazione in quei momenti quando sei in una situazione di preoccupazione. Ovviamente il tuo sistema immunitario è basso, quindi per ogni cosa inizi a prendere un raffreddore, inizi ad ammalarti, ok? Inizi ad avere non solo quindi sintomi corporei, ma proprio influenze. Il sistema immunitario è andato in disattivazione perché non ce la sta facendo più eh, ad andare avanti in quel modo. Quindi questo incremento di energia, perché ci prende una marea di energia, quando raggiungiamo un certo livello, andiamo in una modalità di freeze. La modalità di freeze è quella di depressione, il fatto di non saper più cosa fare. Hai, hai fatto prima nella modalità rossa e adesso ti trovi completamente stanco, stanca. La mattina non hai energia. La mattina inizi già subito, non nel panico, ma nella depressione. Inizi a disassociarti da come il tuo corpo funziona. Tu sei una persona diversa rispetto a quella che è il tuo corpo e ti senti intrappolato dentro il tuo corpo. Nonostante tutto, e cerchi una soluzione. E questa è la soluzione già solo di vedere questo video. Stai cercando una soluzione che ti porta di nuovo al verde e stai provando veramente tutto. E la parte simpatica, quindi questa parte rossa e la parte blu, ovviamente possono oscillare, non è solo una volta nel giorno, no?
Bisogna disattivarlo. Come disattivarlo il nervo vago? È la chiave, una delle chiavi, ok? Una delle chiavi. Non voglio semplificare troppo semplicemente dicendo, ah, stimoliamo solo il nervo vago. È molto più complicato il sistema nervoso che solo un nervo, ok? Però quel nervo va verso molti organi che in questo momento non sappiamo bene, come il cuore, amministrano il tuo sistema di relax, ok? Come siamo arrivati nel congelamento, nella parte blu o rossa che hai visto prima? Trama. Trama è una grande parola, può essere anche un piccolo avvenimento, che non deve essere per forza qualcosa di grande, che ha portato il tuo sistema nervoso nella parte blu o nella parte rossa. Esempio, un trauma da shock, un incidente, un assalto. Questo potrebbe essere una lite, un disastro naturale, terremoto, oppure un trauma da relazione o un trauma nell'infanzia. Ok? Andiamo a vedere il tuo sistema nervoso com'era nell'infanzia, era perfetto, fino a che è iniziato a assorbire vari avvenimenti. In quel momento eh, il bicchiere non era così pieno di acqua. Dico sempre il bicchiere d'acqua, immagina come quell'acqua sia quello stress che viene assorbito fino a un punto di strabordo e quello diventa il freeze, no? Quando si straborda l'acqua. Noi siamo probabilmente in una di queste tre situazioni, dove o siamo stati scioccati da un trauma, ad esempio questo incidente e quant'altro, o nelle relazioni, un abuso, una negligenza di un parente, un padre o una madre che non ti hanno accudito come volevi, e quindi sentirti magari sempre in pericolo, ok? Magari c'era un abuso non solo dico sessuale, ma anche psicologico di un padre o di una madre. La parte di stress, quindi altre esperienze potrebbero essere dei traumi di interventi chirurgici, ok? Oppure intergenerazionali, quindi che vengono passate da famiglia in famiglia. E non sto parlando di DNA, non sto parlando di geni, ok? Potremmo anche parlare di geni, ma non è quello, più che altro che è il tuo comportamento che è stato assorbito da una famiglia che anch'essa aveva questi traumi. Il tuo corpo quindi si ricorda da quando è bambino a quando è iniziato ad avere un problema, ok? Può essere anche un lutto, può essere qualsiasi cosa che per il tuo sistema nervoso era, per lui quella cosa lì era qualcosa di critico. Tutto arriva da una parte di infanzia molto particolare, ok? Non per tutti, però la maggior parte delle persone che soffrono di dolori cronici ha avuto un'infanzia particolare. Non per forza deve essere stato un trauma, ok? Può essere semplicemente come siamo stati cresciuti. E non dobbiamo dare la colpa ai genitori, perché anch'essi sono stati cresciuti in un modo, ok? Quindi non diamo la colpa al passato. Ti faccio solo capire come un sistema nervoso può andare in ipersensibilità. Quindi tutto quello che si ricorda del passato, oggi anche cose molto banali, come una conversazione, magari un confronto con un partner o con un boss, con un capo, e un conflitto di quel tipo, se il tuo corpo si ricorda cosa c'era successo magari da bambino o da bambina, quando hai sentito magari solo una lite tra i tuoi genitori o in famiglia, quella conversazione che oggi è nel presente stai tenendo può essere qualcosa che, tra virgolette, ti potrebbe fare morire. Devi capire che il tuo sistema nervoso, il tuo cervello, è come se fosse un bambino e lui è sempre in paura, se si ricorda di quella paura che è stata nel passato.
oggi potrebbe semplicemente fare una scansione di tutto quello che sta succedendo nella tua stanza, non solo a livello visivo, ma a livello anche di uditivo, a livello di fragranza, di odore, a livello di temperatura, tutto. Il tuo corpo si ricorda di tutto. Per riequilibrare il sistema nervoso, quindi, bisogna andare verso il verde, ovviamente. L'avrei capito. Ma ci dobbiamo passare dal rosso. Ora, molti di noi sono in uno stato di freeze dove non hanno proprio energia, si sentono depressi, non hanno proprio energia, non sanno più cosa fare. Ecco che lì bisogna arrivare a dargli una sorta ehm, di stimolazione al sistema nervoso in modo che raggiunga il verde. Il sistema nervoso parasimpatico è quello che dobbiamo andare a stimolare. Lo yoga, l'essere grati di quello che già si ha, l'aiutare un'altra persona, spendere del tempo in natura, fare esercizio fisico, delle terapie, ovviamente terapie che mirano a questo riequilibrio del sistema nervoso. Se ti piace dipingere, se ti piace suonare uno strumento, fai più quelle cose perché le hai tolte perché stavi male, ma il togliere perché stavi male non fa sì che fa sì che rimani nello stato di freeze, nello stato simpatico, nello stato rosso, nello stato blu. Ok, ma non è immediato questo salto dal congelamento alla calma. Ci sono tre step per arrivarci e voglio farti vedere questi tre step. Questa è una scala, appunto, una scala che va dal collasso, dal freeze, dal congelamento, ok, dove ti dirai sono da solo, non ce la faccio, mi sento vuoto, mi sento vuota, non c'è nessuno che mi può aiutare, me lo terrò per tutta la vita questo problema, al simpatico, vai al rosso e inizi a pensare mi sento in ansia, ho paura, mi sento che nessuno mi capisca, sento che comunque posso fare qualcosa, ma mi sento molto agitato. Appena faccio qualcosa vado in paura, mi faccio una camminata e inizio a sentire mal di testa, allora ritorno a casa. Ecco che lì, in quel momento, quando hai pensato di mobilizzare il tuo corpo col movimento, sei entrato nella parte di rosso e da lì avevi l'ultima parte che hai evitato, quella di capire che nello stato di rosso tu puoi starci con un'apertura mentale leggermente più alta di prima. Apertura mentale voglio dire, in quel momento tu potevi riconoscere quello stato, che è il primo step, ok? Riconoscere che sei in che stato sei, riconoscerlo. E lo sai perché attraverso gli esercizi che ti dirò tra un attimo, tu ritornerai a capire in che stato sei immediatamente. E quando sai in che stato sei, puoi scegliere la tecnica giusta per te. Ci sono diverse tecniche e troverai la tecnica giusta per te per portare una regolazione del sistema nervoso. E più lo fai, e più il sistema nervoso ritorna nel verde. E più ritorna nel verde, e più evade questo rosso e questo blu. Gradualmente coinvolgiti però nella pratica in queste attività. Quindi ci sono questi tre step, li chiamo sicurezza, supporto, espansione. Mettiamo caso che tu ti trovi nel blu, ok? Ti trovi nel blu, cosa puoi fare in quel momento? Puoi iniziare a usare i tuoi polmoni. I tuoi polmoni, ti ho fatto vedere prima, sono collegati al cervello attraverso questo nervo vago. Insegno la respirazione 4-4-4 oppure la 4-7-8. Iniziamo a ispirare per 4 secondi dal naso, manteniamo per 4, espiriamo per 4.
Inaliamo per 4, manteniamo per 4, espiriamo per 4. Idealmente possiamo chiudere gli occhi quando facciamo questa respirazione. Ogni qualvolta ti trovi in una situazione in cui sei stressato, inizi a pensare che non hai vie di uscita, ti senti totalmente esausto. Esatto, sì, puoi farti una dormita, ma quello l'avresti potuto fare comunque e non ha funzionato fino ad oggi. Non è il fatto di dormire bene e tutto funziona. Certo che il sonno è una terapia, ma per semplicità questi 3 step li puoi fare quando sei sveglio. La respirazione, 4-4-4 o 4-7-8, 4 di inalazione, 7 di apnea, 8 di espirazione. Quando l'espirazione è più lunga dell'inspirazione, diamo un segnale al cervello che ci troviamo in una situazione di sicurezza e di calma. Lui non lo sa ancora, ma noi lo stiamo dicendo. Il sistema autonomo può essere modificato a comando. Quindi crea un feeling di sicurezza. Puoi metterti una mano sul cuore, ok? Dove sta il cuore? A destra. E se ti metti una mano sul cuore, ok? Se ti metti una mano sul cuore, senti quel battito. Chiudi gli occhi, nota quel battito. Crea quella sensazione di feeling di sicurezza. Io sono qua. Non pensare. Se il pensiero arriva, gentilmente riporta la tua coscienza al battito. E se non senti il cuore, senti il respiro che entra ed esce dalle tue narici. Lo puoi fare per 5 minuti. 5 minuti. Da lì puoi entrare dentro nuovamente, attraversare quell'onda che ti ho fatto vedere prima. E normalmente quando diamo al corpo questa sensazione di calma dal congelamento, il corpo vuole evadere e inizia a mobilizzarsi, inizia a pensare no, devo fare questo, devo fare l'altro, devo fare quell'altro ancora. Ecco che lì è importante capire che sei nel rosso perché vuoi evadere, vuoi mobilizzarti, vuoi non stare lì seduto a fare o sdraiato o ovunque tu sia a fare quella pratica. Vuole evadere, lui non è abituato a quello, lui vuole scappare adesso e tu lo sai che in realtà è un trucco, non vuoi dargli, dargli la vinta. In quel momento il dialogo interiore è molto importante, inizia a capire che sei al sicuro, anche se mi sento in ansia, anche se ho queste sensazioni nella mia testa o nel mio corpo, dolore. Il somatic tracking, il tracciamento somatico, il tapping EFT è qualcosa che io insegno e che ti invito a vedere nel mio canale YouTube, gratis, ok? Ho veramente tantissimi video che ti guidano con questa esperienza di riprogrammazione neuronale. Il tapping è differente, è un qualcosa di totalmente differente dal somatic tracking. Provale tutti e due, vedi qual è il più il tuo. E a quel punto, quando stai attraversando questo rosso, questa testa che ti dice, questo corpo che dice evadiamo, andiamo via, andiamo via, andiamo via, capisci che in quel momento, se stai un secondo in più con quell'apertura e ti arrendi al sintomo, e normalmente il sintomo si abbassa, queste le sensazioni che vogliono scappare, vogliono bloccarti, si abbassano. E quando si abbassano puoi finalmente avere un'interazione sociale, una connessione con la natura, un ritorno graduale all'attività motoria. Lo so che non è facile, lo so che per qualcuno fare già solo una camminata di 1 chilometro è tantissimo. Ma è importante fare quella camminata perché stai allenando il tuo sistema nervoso. È come imparare uno strumento. Se tu eviti quelle attività per paura, rimani sempre solo nel rosso. E se rimani tanto nel rosso, andrai poi nel blu. Questo non è quello che io voglio per te. Perché molte persone che hanno messo in pratica
Queste informazioni con queste tecniche stanno oggi meglio. La riprogrammazione neuronale, quindi non è qualcosa, penso e allora attraggo le cose che mi vanno bene. Penso positivo, allora tutto andrà bene. No, è qualcosa di veramente scientifico che possiamo vedere attraverso l'attivazione di certi neuroni. A livello sperimentale capiamo come un pensiero negativo possa agire come qualcosa di fisico, proprio fisico. Un pensiero è fisico, non è solo un pensiero. Il pensiero attiva delle vie neuronali. Ora, seguimi un attimo, il pensiero, il movimento, il meteo, il luogo in cui ti trovi, le persone che stanno di fianco a te, ok? Attivano un percorso neuronale. Oggi queste cose, anche solo il meteo, ok? Molte persone dicono, è arrivato l'inverno, mi sento peggio. Ok? Perché? Probabilmente ci sono delle vie neuronali che si ricordano che scansionando l'ambiente in cui ti trovi attivano un percorso particolare che attivano il sintomo, perché l'hanno già fatto in precedenza e lo faranno sempre. E più noi diamo la potenza al di fuori di noi, più la nostra vita eh, diventerà amministrata dagli altri. Non vogliamo. Dobbiamo amministrare la nostra vita dall'interno, iniziando a capire queste connessioni. Quindi questi pensieri, movimenti, meteo, luogo, persone, che tu soffri di cervicalgia, lo devi capire, che non è il tuo collo il problema, o magari lo era stato in quell'incidente stradale, non è questo oggi il problema. E non puoi tornare indietro nel passato togliendo quell'incidente. Possiamo capire che quell'incidente ha portato un'ipersensibilità del sistema nervoso in modo che oggi hai queste sensazioni corporee. Se non prendi in considerazione queste informazioni, questi collegamenti, movimento, pensiero e sintomo, continueranno a viaggiare sempre di più e questa connessione più viene collegata con questi processi elettrici e chimici e più vengono imparati. E più vengono imparati e più diventano più efficienti. Ecco perché il dolore cronico persistente diventa sempre peggio. Normalmente dai 30 ai 60 questi dolori vengono portati a un'escalation e poi dai 60 70 in base a diversi studi scientifici questi dolori scendono. Ma secondo te perché scendono? Perché abbiamo mollato la presa, non vogliamo più controllare nulla. Quel fai, devo fare questo, lo stress ci porta a delle reazioni, a delle sensazioni automatiche nel corpo. Quando vengono represse, ovvero non viste, portiamo delle reazioni negative. Quindi cosa facciamo? Se ti ricordi già solo questo, di avere una reazione positiva quando senti la reazione corporea, non puoi avere una reazione negativa, non devi. Quando inizi a pensare non passerà mai, non sono abbastanza, non riesco, ti lamenti, cerchi il gruppo su Facebook con tutti i malati possibili che ti dicono cosa fare, ma non arriva da là la soluzione. Secondo te, se ci sono 4.000 persone in un gruppo Facebook e ognuno si dice, cosa hai preso tu per la cervicalgia? Ah, io ho preso il Laroxil, io ho preso quello, io ho preso l'altro, magari per te funziona, ma quel gruppo non fa altro che portarti reazioni negative continuamente. Evita i gruppi Facebook. Evita i gruppi Facebook. E inizia a informarti, inizia a leggere dei libri, inizia a sentire questi podcast e il mio canale YouTube. Ok? Inizia a capire che ci sono delle reazioni che tu puoi comandare. Se quella reazione è negativa, non fai altro che aumentare il sintomo. Ti devi arrendere a quel sintomo. Lo so che non è facile, ecco perché ci sono le pratiche. Ecco perché ci sono delle tecniche per farlo. E quando senti il sintomo corporeo, col dolore al collo, arriva, sono stressato, ero nella zona rossa, ok? Per evitare di andare nella zona blu, io lo so dove sono. Allora dico, ah, ecco, vedi, probabilmente sto facendo di più di quello che il mio corpo mi sta dicendo di fare.
Sto dicendo sì a persone che in quel momento vorrei dire di no. Sto avendo della rabbia, sto avendo dell'ansia non espressa. Ecco che lì ci sono altre tecniche, no, per esprimere non solo a voce, ma anche in scrittura. Quindi quella reazione, poi io dico, ah, ok, è quello, sono al sicuro, inizio a respirare, a mettere una mano sul cuore o abbracciarmi, focalizzandomi sulle sensazioni positive. Se non hai nulla di positivo nel corpo, ti sbagli. Nota come sono i tuoi piedi poggiati a terra. Nota com'è la punta del tuo naso. Non fa male la punta del naso, molto probabilmente. Non ti fanno male i piedi se soffri di cervicalgia. Capisci che non è solo mindset, è anche informazione. Spero che queste informazioni ti abbiano dato almeno un aiuto a capire che sei tu il padrone della tua salute, sei tu il medico della tua salute. Non ci sono altre situazioni, non ti ho detto, ah, fatti un massaggio, fatti dell'acupuntura, fatti quella manipolazione, perché la riprogrammazione neuronale arriva dall'interno. Se non cambi tu, il tuo corpo non cambia. E se non cambi tu e il tuo corpo non cambia, le situazioni all'esterno di te saranno sempre uguali. Sempre uguali. Non puoi aspettare di stare bene per muoverti, devi muoverti per stare bene. Ricordati, e lo so che non è facile. Non prendere questa non è facile come una scusa. Se non devi fare tutto da solo, se i video e tutto quello che vedi nel mio canale ti ha aiutato, ma vuoi fare un passo in più, guarda nel link in descrizione, trovi differenti risorse dove possiamo anche aiutarti di persona, ok? Attraverso il nostro programma terapeutico interamente online, lo puoi fare da casa, questi esercizi ti vengono dati in modalità settimanale, ti seguiamo settimana dopo settimana, non sono solo io, c'è anche un psicoterapista e se vuoi un omeopata. E la psicoterapia, non dico che è per tutti, ma non è talk therapy, ok? Probabilmente molte persone che stanno vedendo e sentendo questo video hanno già fatto psicoterapia, ma non è il parlare e dire le tue problematiche al terapista, non è cognitivo-comportamentale solo la terapia, anzi, quella terapia che usiamo noi è una terapia totalmente diversa da tutto quella che avevo provato in precedenza, perché andiamo a riprogrammare i neuroni attraverso una pratica che si chiama Brain Working Recursive Therapy. Non devi neanche parlare col terapista se non vuoi del tuo problema, lo puoi solo pensare e la tecnica agisce riprogrammando delle vie neuronali. Quindi psicoterapia, fisioterapia che è principalmente educativa ed esperienziale attraverso respirazione, tapping, meditazione, educazione, come la stai vedendo adesso. Questo è quello che fa la differenza. Va bene, se questo video ti è interessato, ti mando in quest'altro video o qua, non so dove apparirà, una meditazione che puoi fare sin da subito e vedi come ti senti. Noterai una differente sensazione nel tuo corpo, semplicemente seguendo la mia voce e quelle, quindi istruzioni che ti dirò. Alla prossima, ciao.